Ben ritrovati a Chiesa e Città, un nuovo appuntamento, la quarta puntata di fatto per questo ciclo che come tematica principale avrà quella dei giovani, il rapporto con i giovani, cosa abita il cuore dei giovani. Ne parliamo ancora una volta con Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Ben ritrovato. Grazie. Poi saluto e ringrazio Alessia Cividin, professoressa di tecnologia alle secondarie di primo grado, ben trovata. Buonasera. E poi ben trovato anche a Francesco Sisto, vicepresidente settore giovani di Azione Cattolica. Benvenuto. Ognuno può chiaramente commentare e portare anche la propria esperienza su questa tematica, sul mondo dei giovani, da diversi punti di vista, ma molto simili. Considerando anche i tempi che viviamo, Monsignor Trevisi, con che riflessione vorrebbe cominciare questo nostro dialogo di oggi? Beh, che è difficile parlare in generale dei giovani, perché noi conosciamo tanti giovani, ognuno con il suo cuore e con le sue speranze e talvolta anche un po' con le sue malinconie o le sue fatiche. Sono quelle che abbiamo attraversato tutti quando eravamo giovani e oggi si pongono anche con alcune connotazioni un pochino diverse. Dunque un giardino con dentro tanti fiori che sbocciano, dove ci sono tante speranze e noi vediamo anche tante ricchezze che sono un bene per tutti, per la Chiesa, per il mondo, evidentemente la bellezza della loro vita. Notiamo però, e questo ci crea anche apprensione, che talvolta ci sono anche tante fatiche, atti di autolesionismo, disturbi alimentari, disagi psichiatrici o psicologici, atti di violenza, le baby gang, cose che magari ci mettono un pochino a disagio, non ci devono però portare, lo ripeto ancora, a generalizzare. Ci sono tanti giovani che nella loro vita si stanno impegnando e hanno grandi risorse e grandi speranze. Parliamo anche di loro senza dimenticare le fatiche che però tanti attraversano, che ci mettono un po' in discussione. Quindi anche l'importanza di sapersi rapportare col mondo dei giovani, ovviamente. Certo, è bello parlare proprio di intergenerazionalità ed è bello anche, lo ripeto, che il mondo giovanile ci mette anche un po' in discussione se e come noi sappiamo anche essere di supporto, testimoniando qualcosa di grande, di bello che abbiamo scoperto. Poi nella loro libertà a loro proseguire questa scoperta e questa ricerca. Alessia Cividin, lei insomma professoressa, quindi vive il mondo dei giovani, tocca con mano il rapporto con loro, le loro esigenze, le loro paure, insomma il modo che hanno anche di vedere il mondo e anche ovviamente purtroppo tante problematiche che ci possono essere. Secondo anche la sua esperienza, quindi cos'è il mondo dei giovani oggi, come ci si rapporta a esso, che cosa ci può raccontare anche magari di progetti o comunque di missioni da lei stessa intraprese? Sì, la domanda è difficile, la risposta è difficile. Come arrivare al mondo dei giovani, come arrivare al cuore dei giovani? La risposta, la scuola tenta di dare delle risposte. Si prova, credo, innanzitutto dal punto di vista concreto, dell'esperienza concreta, far fare esperienza ai ragazzi, ai bambini, agli alunni, agli studenti, esperienze in cui possono attivarsi e condividere. La scuola sta cercando delle risposte. Devo dire che le soluzioni attraverso i progetti che abbiamo attivato negli anni sono state lì dove i giovani si riconoscono in un bisogno tra loro coetanei, dove vedono dei bisogni. Lì si attivano la propria sensibilità e attivano il proprio cuore nel fare e nell'agire. Ci sono state tante esperienze nel territorio delle scuole triestine, possiamo citare tantissimi, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, possiamo pensare alle esperienze teatrali, possiamo pensare alle esperienze di costruire gli orti nelle scuole. Ecco, lì dove si riesce ad attivare alunni e insegnanti c'è sempre una risposta più viva da parte dei ragazzi. Quindi anche tramite queste esperienze, lo sport, l'arte, la politica, il teatro, sono tanti settori che possono creare un bacino di fatto per questi giovani che poi si incontrano e si confrontano. Sì, nel momento in cui si incontrano si mettono in gioco.
Però l'incontro non è sempre facile. Il dialogo va mediato, il ruolo dei docenti, che sono dei facilitatori, devono riuscire a far raccontare le loro esperienze. Abbiamo visto anche l'esperienza della costruzione, piccole esperienze di democrazia attraverso la costruzione della tovaglia. Ognuno mette in gioco i propri pensieri e li condivide con gli altri, a partire da una conoscenza pratica, una conoscenza concreta. Ecco. Francesco Sisto, secondo il suo punto di vista e la sua esperienza, quindi che cos'è di fatto il mondo dei giovani oggi, il rapporto tra loro stessi o anche per esempio con l'adulto? Ne parlavamo anche poc'anzi fuori onda. Beh, io credo che nel mondo dei giovani, nel cuore dei giovani, ci sia soprattutto tanta voglia di mettersi in gioco. Forse quello che manca è un po' l'indicazione per capire dove puntare i propri sforzi e dove mettersi in gioco. E diciamo che vivendo in una società che ci dà poco tempo per guardarci intorno, tante volte tendiamo anche a metterci dei parocchi che per paura di distrarsi, scusi, mi sono impappinato. Non si preoccupi, non si preoccupi. E diciamo che vivendo in una società che ci dà poco spazio per guardarci intorno, il rischio è un po' quello di mettersi da soli dei parocchi per paura di distrarsi da quelli che sono gli obiettivi che abbiamo davanti, e questo vale per i giovani e vale per qualsiasi generazione. E quindi anche quando magari ci troviamo di fronte a dei problemi, la prima cosa che facciamo è cercare un colpevole. E naturalmente, avendo dei parocchi che ci fanno guardare solo in una direzione, viene naturale guardare dall'altra parte, ovvero all'altra generazione. Ma non credo che nel cuore dei giovani o nel cuore di qualsiasi persona ci sia la volontà di puntare il dito. E semplicemente nelle difficoltà tutti un po' rischiamo di sbagliare e inciampare. È un tempo che ci chiede di dare tanto, e come in ogni tempo storico, come in ogni fase storica, e la generazione che può dare di più è naturalmente e fisicamente la generazione dei giovani. Quindi quando viene chiesto qualcosa, naturalmente i fari vengono puntati tutti verso i giovani, invece magari di essere puntati sulla strada che dovrebbero percorrere. Certo. Quindi forse quello che possiamo chiedere noi giovani, anche nei momenti in cui magari anche gli adulti non sanno qual è la strada giusta da prendere, è di non puntare nessun faro, ma magari fare insieme a noi quei passi al buio. Questa non è una soluzione, ma può essere un buon approccio per trovarla, ecco. Questa è una tematica analizzata anche da Don Francesco Pesce, responsabile pastorale diocesana giovanile, che abbiamo intervistato in questi giorni. Vi proponiamo il suo contributo che poi andremo anche a commentare. Allora prego la regia, possiamo mandare. Ecco, in questo momento, se guardiamo ai giovani di Trieste, ma insomma dell'Italia in generale, possiamo dire che forse facciamo un po' di fatica a capirli, vediamo tanta difficoltà, tante incertezze, dei giovani quasi che fanno fatica a crescere, magari molto legati ai social, vediamo una grande crisi, tantissime depressioni, tantissimi problemi alimentari, e forse il mondo degli adulti, ecco, facciamo un po' di fatica a capire questa dimensione giovanile. Ecco, però forse se pensiamo a chi è il giovane è colui che vive il passaggio dall'età infantile all'età adulta, e quindi ciò che definisce la fine della gioventù è l'inizio dell'età adulta, quindi l'inizio del lavoro, una vita sponsale o comunque di coppia, un'abitazione separata. Ecco, forse i giovani in questo momento, la più grande difficoltà che hanno in questo mondo è il capire il futuro che gli aspetta, no? E i giovani sono sempre gli stessi, non è che cambiano, sono uguali a quando eravamo giovani noi, quando erano giovani i nostri nonni. Ecco, ciò che è cambiato profondamente è il mondo nel quale questi giovani vivono, è un mondo molto più fluido, un mondo che non ha certezze, è difficile avere delle certezze lavorative, non c'è più una stabilità nel matrimonio, e allora forse la provocazione un po' per noi adulti è che forse il problema giovanile non è un problema legato ai giovani, ma è più che altro un problema del mondo degli adulti. Ecco, forse viene da domandarsi che esempio siamo noi adulti, che esempio siamo noi come educatori, come sacerdoti, e se diamo un esempio di una età adulta desiderabile nella quale si può vivere qualcosa, si può guadagnare qualcosa, si può guadagnare nel senso di esperienze belle della vita, ecco, non in senso economico, o se invece l'età adulta è un continuo
cercare e tentare in maniera disperata di tornare ad una gioventù che si è persa, e quindi ecco, forse appunto concludo dicendo che la provocazione è proprio questa, ecco, di domandarci noi che esempio siamo per i giovani, che cosa portiamo al mondo giovanile, se siamo in grado di ascoltare, di accompagnare, di indicare un cammino, ecco, se in verità stiamo tradendo questa missione nei loro confronti. La riflessione di Don Pesce è emblematica perché racconta quello che stavamo dicendo poco fa in studio, a partire anche da quello che diceva Francesco Sisto poco fa, cioè l'importanza di sapersi anche rapportare dal punto di vista degli adulti verso i giovani, tutte le difficoltà che ci possono essere nel dialogo della vita di tutti i giorni, e io direi scorgo anche un po' il riferimento alla società di oggi, Monsignor Trevisi. Siamo i giovani, poi figuriamoci, bombardati di input tecnologici, di giudizi attorno a noi da parte di altri giovani o da parte anche di adulti che pretendono dai giovani determinati comportamenti o modi di essere. Come commentare quello che ha detto Don Pesce in questo contributo, in questo video, sul quale mi trovo ovviamente totalmente d'accordo? Beh, il primo pensiero che mi viene è che come società, come adulti, come genitori, senza voler giudicare nessuno, però il rischio è quello che ci prendiamo a cuore la crescita di un bambino, di un ragazzo, di un adolescente, di un giovane, offrendo per esempio tutto un cammino scolastico per la sua crescita intellettuale, tanto sport per la sua crescita fisica, ma ci prendiamo a cuore anche la sua crescita, la sua maturazione, della sua identità più profonda, con le sue domande. Posso tradurlo anche la sua coscienza, la sua vita spirituale. Ecco, il rischio è che siamo molto generosi nell'offrire 1000 esperienze intellettuale, con tanti indirizzi scolastici, che c'è dopo anche il disorientamento, l'imbarazzo della scelta, così anche per quanto riguarda lo sport, il divertimento, ma forse manchiamo, io penso così, penso che nelle nostre case, nelle nostre famiglie, è qualcosa che, come diceva poco fa Don Francesco, ci mette in discussione noi adulti. Noi riusciamo a comunicare che c'è uno spazio di vita interiore, nel quale non siamo dipendenti dai giudizi degli altri, nei quali siamo alla ricerca di quello che vale davvero per noi stessi, dei nostri sogni, delle nostre speranze, dei nostri progetti, anche del buio, come diceva poco fa anche Francesco, e per il quale anche come adulti ci troviamo, e come risolvere questo buio, come affrontare. Ecco, è evidente che per me è guardare a Gesù Cristo, e per cui avere uno sguardo per il quale io dico, quando mi trovo nel buio, quando devo fare delle scelte, quando si tratta di domandarmi chi sono, come esercitare la mia libertà e rischiare la mia libertà, ecco, io guardo in quella direzione. Secondo me dovrebbe essere che aiutiamo di più i ragazzi e non li lasciamo soli nel decifrare le loro emozioni, le loro paure, nell'aiutarli anche ad avere grandi sogni e speranze che in tutti i cuori ci sono, e anche trovare le modalità per gestire le contraddizioni che ci portiamo dentro. A me fa, perché è un po' la punta dell'iceberg, fa molto pensare, ecco, il disagio e le sofferenze e tutti gli indici statistici dicono di tanti ragazzi, tanti giovani che non trovano un accompagnamento adeguato. Quando si ricorre allo psicologo vuol dire anche un pochino che manchiamo noi che siamo accanto, la normalità delle relazioni degli adulti o degli amici, anche coetanei, che sono accanto in questo decifrare le proprie speranze e anche le proprie paure. La scuola ha un ruolo importante ovviamente nel mondo dei giovani, la vivono appieno dalla tenera età fino a quella adulta. In riferimento alle riflessioni che abbiamo appena ascoltato, sia di Monsignor Trevisi che anche però nel video visto poco fa di Don Pesce, com'è il mondo dei giovani interno proprio alla scuola, anche il ruolo di voi professori che di fatto siete una seconda famiglia per moltissimi ragazzi che magari, ahimè, possono avere anche situazioni complicate proprio nel nucleo familiare, e sono situazioni delicate.
Sì, c'è un'evidenza che è proprio una certa sordità tra il mondo degli adulti e il mondo dei ragazzi, dei giovani, dei bambini, degli studenti. Questa sordità è qualcosa che la scuola riconosce. Noi abbiamo visto che rivolgersi alle famiglie e fare formazione anche per le famiglie in questo momento intercetta un bisogno particolare. C'è bisogno di fare formazione non solo sull'aspetto dei docenti, ma anche sul coinvolgere le famiglie. Anche i genitori hanno bisogno, gli adulti hanno bisogno di avere degli strumenti di lettura dei propri figli, degli strumenti di lettura, conoscere gli strumenti che loro usano, che siano gli strumenti tecnologici, conoscere lo sviluppo del loro essere, della loro identità, le fasi in cui entrano, appunto si usa il termine, non sono più bambini, diventano alunni nella scuola, non sono più alunni, diventano studenti, i vari passaggi, i vari gradi, però l'individuo è sempre lo stesso e noi dobbiamo accompagnarlo, noi docenti e noi genitori, le famiglie devono avere gli strumenti per poterli accompagnare. Sì, una soluzione è proprio la formazione, coinvolgere le famiglie attraverso la formazione. Francesco, prima lei diceva nel suo intervento bisogna evitare di viaggiare con il paraocchi, no? Sia nel mondo dei giovani ma anche in quello degli adulti, evitare etichette da appiccicare di fatto alle persone che poi possono sentirsi a disagio. C'è, come dire, un orizzonte di cambiamento in positivo che lei vede, il giovane che oggi ha appunto 1000 input intorno a sé, su dove può concentrarsi, facendo magari comunità, cercando un ambiente ovviamente sano con cui confrontarsi, chiedendo anche aiuto quando necessita? Come bisognerebbe muoversi in tal senso? Allora, secondo me gli input ci sono e sono anche tanti. Il problema è che secondo me noi sentiamo tante cose, ma ne ascoltiamo veramente poche. E sentire parlare di genitori mi ha fatto venire in mente anche una frase che avevo letto un po' di tempo fa, che mi aveva fatto riflettere molto, che diceva che anche i genitori sono al loro primo tentativo da vita del genitore. Quindi secondo me un ascolto che non deve essere solo in direzione, cioè ascoltare solo i giovani, ma anche i giovani devono un po' capire come muoversi e come ascoltare quello che hanno attorno. Il vantaggio è che, come abbiamo detto prima, ci troviamo spesso a camminare nel buio e che nel buio gli altri sensi diventano più forti, quindi nel momento in cui non vediamo dove andare forse possiamo ascoltare quello che abbiamo attorno veramente, un ascolto diverso da quello che siamo abituati a fare, un ascolto non per correggere magari, ma per comprendere. Chiaro, ogni tanto la correzione è necessaria, io da giovane lo so, che ogni tanto è necessario sentirsi dire magari da una persona che è già stata dove sono io, non cosa è meglio fare, ma come si è sentita quella persona in quella situazione per riuscire anche a imparare qualcosa, ma nel momento in cui si fa capire all'altra persona che si è capito il perché sta facendo quella cosa, il perché sta dicendo quella cosa, magari sarà anche più ben disposta a farsi correggere. E gli input ci sono veramente tantissimi input. Il problema è solo riuscire a coglierli. E nella confusione spesso ascoltare diventa veramente difficile, quindi magari anche prendendosi dei tempi per se stessi, cosa che ci è concessa veramente poco, però sicuramente può aiutare. Ascoltare, davvero una parola chiave. Se dovessimo concludere con una riflessione, Monsignor Trevisi, potremmo effettivamente rispondere cosa abita il cuore dei giovani? Rimane un mistero da scoprire, da indagare, o abbiamo comunque già delle basi concrete da cui partire? Io penso che ci sono delle domande e anche delle domande che predispongono ad una ricerca e questo è molto bello. Come abbiamo avuto modo adesso in tanti modi diversi di ripetere, occorre disporsi però anche a delle relazioni di qualità e a quella capacità di ascolto reciproco nelle quali c'è anche spazio per la nostra vulnerabilità, la nostra debolezza, i nostri errori, ma anche per camminare insieme e anche per identificare quella strada originale che compete a ciascuno, di cui uno deve essere protagonista. Io penso anche incoraggiando i giovani che la loro vita è una benedizione, la vita di ogni giovane è una benedizione.
E lasciamo anche a chi ci sta ascoltando queste importanti riflessioni. Grazie ovviamente a Monsignor Enrico Trevisi, alla prossima. Grazie Monsignor Trevisi, grazie anche a Francesco Sisto e ad Alessia Cividin e buon lavoro naturalmente. Grazie e grazie anche a voi naturalmente per averci seguito anche in questa puntata di Chiesa e Città. Buon proseguimento. Bene. Grazie.